Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al nostro canale per rimanere sempre aggiornato sulle notizie del Napoli. Vai al video. La famiglia è tutto a Napoli. Se le partenze di Simeone e Raspadori pesano un po', ecco di nuovo Elmas, protagonista del primo scudetto di De Laurentiis, etichettato come 12° uomo. Il Napoli lo vede come sesto centrocampista. La prospettiva è cambiata. Conte si sta rendendo conto che il 4-3-3 potrebbe essere in declino. Come si fa a lasciare De Bruyne con Anguissa, Lobotka e Mkhitaryan? L'idea è quella di replicare il Napoli della seconda parte di stagione con De Bruyne attaccante al posto di Raspadori. Arriva Gutiérrez e, in attesa di Wanlu, l'obiettivo principale del Napoli è ora Elmas, che potrebbe tornare a giocare come 12° uomo, sia come centrocampista offensivo al posto di De Bruyne che come terzino sinistro. Il suo arrivo, con il nuovo assetto tattico del Napoli, ha senso. Tuttavia, se si verificheranno determinate condizioni, le voci su Chiesa aumenteranno, ma a questo punto, con Elmas, Spinazzola dovrebbe essere escluso. Metti mi piace al video così YouTube ti notificherà sui prossimi video del canale. Continua. Napoli e Girona stanno finalizzando il trasferimento di Miguel Gutiérrez. Secondo Sky Sport, i due club si stanno scambiando la documentazione necessaria per chiudere l'affare. L'accordo è stato raggiunto per circa 20 milioni di euro. Il terzino sinistro spagnolo, classe 2001, è atteso in Italia lunedì, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare un contratto con gli azzurri. L'arrivo di Gutiérrez rappresenta un rinforzo significativo per la posizione di terzino sinistro, un ruolo su cui la dirigenza del Napoli sta lavorando da settimane. Prodotto del settore giovanile del Real Madrid e giocatore affermato della Liga con il Girona, Gutiérrez è un'ala dinamica in grado di combinare tecnica e potenza offensiva con una solida difesa. L'annuncio ufficiale è previsto nelle prossime ore, una volta completate le ultime formalità burocratiche. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Un buon rinforzo? Voglio sentire la tua opinione nei commenti del video. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!